Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match per una puntata dai tanti temi. Ermanno, questa sera parliamo dell'attualità, torniamo ad occuparci di migrazioni, di immigrati e dell'esodo che avviene. Nostro malgrado siamo costretti a parlare di immigrazione, sì, perché è un fenomeno, ma sta diventando una normalità. Perché noi ci meravigliamo, diciamo, abbiamo ancora dei preconcetti rispetto a persone che non sono vissute in Europa o in Italia e quindi affrontiamo il problema in maniera, diciamo, un po' improvvisata. Quello che nessuno vuole ammettere è che è un fenomeno irreversibile. Non solo, ma è un fenomeno che aumenta in forma esponenziale. Poi che i politici dicono qua, là, che dicono tutto il contrario di tutto, ma questa fa parte della politica, la politica delle parole. La politica dei fatti è che comunque noi abbiamo un continente o più continenti, perché anche c'è l'Asia, che immigra verso l'Europa, ma sono anche per esempio migrazioni totalmente diverse. C'è la migrazione cinese che è invisibile. D'altro canto è invisibile, io non ho ancora trovato un cimitero dei cinesi. Quindi quando muoiono dove vanno a finire? E questo è un altro bel discorso. Questo è un tema che potremo affrontare in un'altra puntata. Sicuramente, diciamo che è un po' difficile affrontarlo, questo tema, perché i cinesi le cose le fanno e le fanno bene. E per esempio la migrazione cinese non ci disturba un altro tipo di migrazione, perché i cinesi, se abbiamo osservato, una parte chiaramente è manovalanza, ma una buona parte hanno una spinta imprenditoriale, anche perché dalla Cina quando uno migra, viene finanziato e quindi viene incentivato a darsi da fare, pro Cina naturalmente, non pro Italia. Questo è un altro discorso, certo. No? Ma noi parliamo invece, stasera parliamo dei migranti in senso lato, cioè quelli che hanno bisogno di sfamarsi, che hanno bisogno di lavorare, che vogliono un futuro della loro vita. La domanda è molto semplice: il futuro della loro vita chi gliel'ha tolto? E questa è una delle domande che faremo ai nostri ospiti. Certo, li presento. Questa sera parliamo di gas, certo, perché ci hanno sgassato e di conseguenza noi dovremo spendere un sacco di soldi, e poi parliamo di Asciase perché siamo agli sgoccioli e poveretto, questa è la vittima della democrazia americana. Diritto alla salute, e parliamo di vaccini. Sono necessari tutti questi vaccini? Allora, i vaccini sono assolutamente indispensabili, ma quali e quali sono le priorità? E anche qui, come la questione dei migranti, gioca la questione della finanza. Cioè, qui prodest, diceva Cicerone, e ci ha vinto pure una causa. E naturalmente parlando dei vaccini, vediamo se, diciamo, giova al vaccinato o giova al vaccinatore. E poi abbiamo il maccartismo, torniamo alla storia, il maccartismo, quando la Santa Inquisizione, diciamo, anticomunista arrivò in America e diede vita alla guerra fredda, cioè la separazione di quell'alleanza che era durata per 5 anni tra Stati Uniti e Unione Sovietica per combattere il nazismo, ma naturalmente finito questo le due parti si, diciamo, separarono e l'Unione Sovietica naturalmente ebbe un atteggiamento avversario nei confronti del capitalismo e viceversa, e gli americani avevano una visione totalmente diversa del futuro dell'Europa e del mondo a livello naturalmente della organizzazione sociale. Ecco, questi sono i 5 punti che noi presenteremo stasera.
Ma torniamo a quello che è il pezzo che stiamo preparando, appunto l'accoglienza. Cosa vuol dire accoglienza? Ecco, noi abbiamo 3 ospiti che sono importanti perché sono testimoni di questo fenomeno. Prego. Certo, sono tre persone che hanno avuto modo di conoscere direttamente sulla loro pelle il fenomeno migratorio e che sono stati protagonisti. Anzi, saluto in studio Alberto Panfiglio. Buonasera Panfiglio. Buonasera. Grazie di essere tornato qua nei nostri studi. È stato sindaco di Cona, un comune che è stato particolarmente citato e al centro delle cronache negli anni passati, proprio perché ospitava un centro di accoglienza nelle vicinanze che è stato molto discusso. Saluto Fabio Ballestriero. Buonasera Ballestriero, grazie di essere qua con noi. Buonasera Fulvio. Ballestriero è un esponente delle forze dell'ordine, è il segretario del SAP del Veneto. Grazie anche a lei per essere qui con noi e saluto e lo ringrazio di essere tornato nei nostri studi Gaetano Montresor. Buonasera Montresor. Buonasera a voi. Grazie, è il padre superiore della comunità comboniana di Padova ed è stato per tanti anni missionario. Ecco, Ermanno, noi abbiamo 3 persone che conosciamo da tempo e mi auguro che anche i nostri telespettatori mi auguro che anche i nostri telespettatori abbiano avuto modo di vederli qua nei nostri studi. È un'amicizia, una conoscenza che diciamo è di lunga data, perché purtroppo di immigrazione sono tanti anni che parliamo. Ancora adesso si sta parlando del Trattato di Dublino e in tutti questi anni non si è riusciti ad andare oltre, cioè quell'accordo che dice che... No, io sarei riuscito ad andare oltre, sì, no. Ma c'è qualcuno che non ha interesse ad andare oltre. Cioè, usiamo le parole corrette, perché sennò sembra che c'è questo fatalismo politico di fronte a questi fenomeni che alla fine nessuno capisce nulla. Allora, questo è un fenomeno, e l'abbiamo detto, che a livello planetario, per tutta una serie di motivi, il mondo della comunicazione, piuttosto i trasporti aerei o quelle navali, eccetera, eccetera, hanno incrementato la facilità dei trasporti, ma ci sono persone che l'hanno fatta tutta a piedi o ci sono persone che sono morte durante il viaggio perché sono viaggi che sono impossibili. Anche qui c'è da stabilire quanto vantaggioso è che uno arrivi via mare nelle condizioni che noi sappiamo piuttosto che arrivi in aereo. Quando arriva via mare il suo cervello è stato appiattito, qualsiasi situazione in cui si imbatterà successivamente sarà un sogno, ed il sogno italiano in questo caso, non quello americano di 100 anni fa. E questo è fondamentale. Però, cui prodest, torniamo sempre al vecchio Cicerone, perché se ne vanno dall'Africa e chi li ha costretti ad andarsene dall'Africa e chi si giova di queste persone. Sono 3 punti che vorremmo affrontare. E allora lascerei la parola a Alberto Panfiglio, che ci può dare una risposta breve, ma diciamo concisa, ma approfondita su questo fenomeno. Se ne vanno perché stanno male. Io sono stato un cittadino africano per un decennio e sinceramente ho nostalgia dell'Africa. No? Io me ne andrei volentieri dall'Italia per stare in Africa, perché stavo da Dio. Quindi gli stessi africani, se non fossero in queste condizioni, dall'Africa non se ne andrebbero, non vengono qui a soffrire, ma lì soffrono di più. Allora, qual è la radice della fuga degli africani in Italia? Prego. Innanzitutto sono degli uomini che si spostano in un continente che è di tutti. E partendo da questo presupposto, la libera circolazione delle persone fino a 150 anni fa era permessa. Chiunque si poteva spostare da un paese all'altro senza passaporto e senza lasciapassare. E dunque, a un certo momento, le società che si ritenevano più evolute hanno organizzato una specie di razzismo scientifico attraverso la regolamentazione dei flussi migratori e con la colpevolizzazione di determinate etnie che in passato
attraverso vere leggi, cito quella del Senato americano del 1921-24, in cui si diceva i flussi migratori verso l'America devono essere fatti al 98% di nord europei, tutti gli altri non li vogliamo. Dunque, questo blocco della mobilità è la mano, il braccio armato, per così dire, per chi vuole costruire società. Ma le leggi demografiche, le leggi, gli eventi ambientali, ciò che nella vita di ogni uomo o società cambia, ovviamente sfuggirà anche a loro. E ciò che avveniva nel secolo XIX o XX non sarà più possibile. Quella società dominante tra 100 anni sarà una minoranza sia culturale sia economica e già siamo noi immigranti e non ce ne accorgiamo. Ogni anno spariscono 100.000, 120.000 persone da questo paese qua. Dunque dovremmo preoccuparci di costruire... Per normare mortalità, però ci estinguiamo perché non c'è la nascita. I numeri parlano assolutamente in questa direzione. Dagli anni 60 al 2020 45% di natalità, culle vuote da queste parti, welfare che andrà in difficoltà, quadruplicati gli ultra 85 anni, raddoppiati i 65 anni. Dunque con questo calo demografico la nostra società è già destinata ad esaurire un percorso e si dovrebbe preoccupare oggi di crearne uno nuovo. E dunque io ho imparato a pensare, ma non è che sti signori che per le motivazioni che ho esposto prima si muovono in tempi molto lunghi, le decisioni non vengono prese il lunedì e ci ritroviamo a Lampedusa il venerdì, anni per muoversi su quei paesi, e ne passo di tutti i colori. Non è che ci stanno mandando un messaggio ben preciso, e cioè che noi italiani, che abbiamo commesso meno peccati coloniali di altri, oggi potremmo determinare noi un processo organizzato, complesso di organizzazione nei loro paesi del cambiamento, strutturare una forma di accoglienza che non ci faccia vergognare e stabilire i prossimi 100 anni come vorremmo usufruire dei flussi migratori e come vorremmo integrarli. Queste azioni di vario tipo dovrebbero determinare la capacità che ha delle persone che vogliono fare politica non di essere elette la prossima campagna elettorale, ma di assicurare welfare ai miei nipoti. Certo. Perché il tema è questo, altrimenti ragionare quello che sta succedendo oggi senza tenere presente tutta la storia e quello che è avvenuto e il perché c'è questa mobilità bloccata che funge ancora da un mezzo di razzismo per tagliare fuori delle intere popolazioni per censo e per colore della pelle, che domani saranno in maniera inequivocabile dominanti. Certamente, ma credo che chi conosce un po' di storia di Roma, la caduta, diciamo, dell'impero romano è avvenuto esattamente in questa maniera. Suggerisco ai nostri telespettatori un bellissimo libro, 474, La caduta dell'impero, ed è successo proprio questo. Non era il mare Mediterraneo in quel periodo, ma era il Reno ed era il Danubio. E lì c'era delle fortificazioni che respingevano l'immigrazione, poi un po' alla volta è successo quello che è successo. E in questo senso Fabio Balestriero vorrebbe continuare, cioè questi immigranti vengono necessari perché hanno bisogno di sopravvivere, hanno bisogno di un futuro, ma questa privazione delle loro possibilità, visto che l'Africa è il paese più ricco di materie prime al mondo, ma anche di manodopera, perché viene qui la manodopera, come mai? Allora,
Premesso che non ho la presunzione e la pretesa di avere delle verità, sono un osservatore, come è stato detto. Ma siamo tutti osservatori, sì, però alla scienza esatta. Preciso questo aspetto della faccenda, perché è chiaro che in un fenomeno così complesso la visione, diciamo così, è difficile da riuscire ad averla precisa del fenomeno e a conoscere poi tutte le sfaccettature. Certo. Perché le domande che sono state poste in questa trasmissione, chi li ha costretti ad andare via dall'Africa, la sintesi di quello che lei poco fa mi ha chiesto, è una domanda difficilissima a cui le risposte sono state molteplici. Non so, cito uno dei casi cinematografici più recenti, no? Il film di Garrone, Il Capitano, che esatto, dà una visione proveniente dall'altro mondo, diciamo così, cioè dall'Africa, certo, una visione dall'altro mondo inteso dall'altro punto di vista, cioè il punto di vista del migrante. Tuttavia io sono convinto che non sia l'unica visione, ma ce ne sia una molteplicità, così come l'esperienza ci insegna che la realtà è molteplice. E tornando per esempio, riprendendo in mano anche quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, sì, il blocco della mobilità è vero, ma ha anche delle ragioni che nascono, che risiedono anche nella nascita degli stati moderni, in un welfare che chiaramente è un patrimonio che ognuno di noi, a cui ognuno di noi tiene, e che chiaramente ha indotto anche a, come dire, gli stati che oggi noi conosciamo ad adottare quelle politiche di restringimento della mobilità, quindi i passaporti, quindi gli ingressi, le frontiere. Ricordiamoci che abbiamo avuto una guerra fredda che ha una cortina di ferro, che quindi ha sicuramente innalzato, diciamo così, per ragioni che non erano strettamente legate, perché ho sentito parlare di uno strumento di razzismo. Ecco, io non sono convinto, mi dissocio un attimo da quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, perché non sono d'accordo. Queste politiche di restringimento della mobilità, se prima avevano una universalità che peraltro non era favorita dai mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, dagli aerei, dalle navi e tutto il resto, e era chiaramente anche indotta per altre ragioni, ecco, storicamente si è evoluta e cambiata e siamo arrivati a questa necessità, cioè quella di limitare la mobilità attraverso gli stati per delle necessità che risiedono in una molteplicità di aspetti anche economici. Oggi, quando sentiamo parlare che ci sono fenomeni migratori, o ci sono dei migranti connegati al fenomeno migratorio, ci sono dei migranti che fanno arrivare qui in Italia i loro familiari, che percepiscono poi dopo che sono diventati praticamente residenti qui, percepiscono la pensione minima, è chiaro che qualcuno si fa la domanda se questo possa essere una cosa positiva oppure no, perché è chiaro che mia moglie, mio papà, mia mamma, io ho contribuito a questo sistema, se qualcun altro non l'ha contribuito a questo sistema, qualche aspetto non così positivo mi pare che in questo ci sia. Quindi il fenomeno, come dicevo, secondo me è vario, sicuramente ci sono tutte le cose che stiamo dicendo, non ultima, per rispondere qual è chi li ha costretti ad andare via dall'Africa, io mi domando se non vi sia anche l'inseguimento forse di un modello consumistico che abbaglia, ma che poi ti emargina. Cioè, consumistico per chi? Per il migrante? Per il migrante, perché questi che arrivano tutti chiaramente giovani, maschi la maggior parte, tutti dotati di telefonino perché hanno chiaramente la possibilità, giustamente perché abbiamo diffuso questo tipo di modo, diciamo così, di trasmettere le informazioni, eccetera, eccetera, hanno chiaramente potuto vedere qual è il nostro modo di vivere e chiaramente sono anche indotti a pensare che qui si possa stare bene perché vedono che sto bene io, che sta bene lui, che stiamo bene tutti. Ed è così. Il punto della faccenda è che spesso e volentieri io credo che questo non sia possibile, tornando all'immigrazione dignitosa di cui parlava chi mi ha preceduto, perché purtroppo vi è un limite.
Vi è un limite nella possibilità di riuscire a dare dignità. Dicevo prima, fuori di trasmissione, che non è pensabile fare accoglienza mandandoli poi a raccogliere i pomodori a 50 centesimi. Certo. Perché io credo, o nelle baraccopoli che sappiamo esistono e sono territori dove lo Stato non c'è praticamente. Ora, se è vero questo, è vero anche che dobbiamo allora a questo punto controllare, perché delle due l'una. Dobbiamo quindi metterci in condizione di governare questo fenomeno, non farcelo dettare certamente, come è stato detto e autorevolmente l'ha detto la von der Leyen, non ci dobbiamo far condizionare da chi fa traffico di esseri umani, ed è un altro fenomeno collegato al fenomeno migratorio. Non possiamo dimenticarci che c'è chi specula a monte, non ci dimentichiamo che è anche un fenomeno economico a valle. Anche questo ha avuto, l'abbiamo visto, no? Certo. Con Roma, ladrona capitale, eccetera, certo. eccetera, eccetera. Abbiamo visto che ci sono dei fenomeni, purtroppo, perché quando ci sono degli interessi economici è chiaro che gli appetiti si diffondono. Certo. Ora, di fronte a questa situazione io credo sia necessario governarla. Governarla come? Governarla con, e lo stiamo dicendo da 20 anni, con la partecipazione di tutti i soggetti che ci stanno intorno, e cioè tutta l'Europa, visto che è il luogo dove tutti vogliono venire, con serietà e non come oggi per esempio sta accadendo nella rotta balcanica, dove abbiamo due paesi rivieraschi, Slovenia e Croazia, membri Schengen, dentro la comunità europea, paesi di primo ingresso, ma abbiamo 15.000 persone che sono transitate nel nostro territorio e sono arrivate in Italia, ma di respingimenti non riusciamo a parlarne perché questi sono stati dei fantasmi, sono arrivati dal cielo. Certo. Ok? Sì, mentre invece abbiamo la Francia e l'Austria che ci fa i respingimenti perché dice che siccome li abbiamo fotosegnalati noi a Lampedusa, dove sono arrivati, sono nostri e ce li dobbiamo tenere per l'accordo di Dublino. Ora, delle due l'una, come si fa a fare in modo che due paesi, membri della comunità europea, parte di Schengen, aderiscano anche agli obblighi conseguenti di essere parte della nostra comunità europea? Questo è il grande interrogativo. Così come l'ultimo, e mi chiudo, non possiamo pensare di risolvere il problema a valle se non abbiamo, così come è stato detto prima di me, non abbiamo delle politiche di cooperazione seria e di sviluppo là, affinché il modello a cui debbano aspirare questi giovani migranti sia quello di contribuire a che il loro paese si sviluppi seriamente, perché se non passiamo da lì, secondo me, non andremo da nessuna parte. Ecco perché è multifattoriale il problema. Certo, secondo me. Però c'è da vedere un altro aspetto. Come è stata l'accoglienza in Germania, come è stata l'accoglienza in Svizzera, come è stata l'accoglienza in Austria, come è l'accoglienza in Italia. Allora noi siamo nel caos totale. Abbiamo solo una parola, accoglienza. Che cos'è questa accoglienza? Non si capisce ancora. Quando c'è l'accoglienza in Germania, dico una cosa per tutte, gli si dà un'area entro cui quello che viene accolto deve stare, non può andarsene, come succede adesso. Le mettono un punto di raccolta di queste persone per poter gestire e aiutarle, queste se ne vanno, nessuno protesta, fanno quello che vogliono, li trovo per la strada. Seconda cosa, perché non diamo una patente di riconoscimento? Tu sei, ti chiami così, inventati il nome che vuoi, ma io ti identifico con... Lo facciamo? Sì. Lo facciamo oggi, Dopo la Bossi-Fini noi abbiamo le impronte digitali di tutti. Se li prendiamo però, anche la Slovenia dovrebbe prenderle, la Croazia dovrebbe, ma non li prendono, certo. Se ne guardano bene da prenderle. Anche noi quindi, fino al 2006, quindi, vero, quando siamo stati un po' noi furbetti. li riprendiamo che non ce l'hanno, bisogna darglielo, bisogna imporlo e bisogna mettere anche un'ammenda. Ma proseguiamo. Questa migrazione è soltanto perché sperano, chiaramente hanno un'aspettativa di vita, Montresor, oppure li abbiamo costretti a vivere una vita infame e non avere se non il telefonino, perché il telefonino fa business e poi si usa anche per controllare le persone,
ma poi non hanno un'aspettativa di vita in Africa, perché abbiamo ancora un colonialismo della moneta tipo il franco africano che costringe, diciamo, gli abitanti a non essere capaci di creare una propria economia, ma nemmeno una propria cultura e neanche conservare la cultura che avevano. Prego. Allora, intanto sono contento di quello che stiamo dicendo, perché abbiamo un approccio, mi sembra, positivo a questo fenomeno, che ormai chiaramente non è più emergenza, sarà l'emergenza perché si accelera qualche giorno, no? Perché, però chiaramente tutti sappiamo che stiamo vivendo un evento storico di cambiamento di cittadinanza. In Italia dobbiamo parlare di nuova cittadinanza, dove qualcuno la vive tranquillamente. Quando sono ritornato dall'Africa 5 anni fa, mi sono posto una domanda: ma i migranti sono solo africani, stiamo gridando contro di loro? Magari anche gli altri che passano per l'Africa, che vengono dal Pakistan, però quelli dell'est, quello che abbiamo detto nei tempi contro gli albanesi, è sparito tutto solo perché hanno una pelle diversa. Ecco, quindi noi stiamo guardando adesso in un modo abbastanza positivo, perché non si tratta di mettere a posto qualche cosettina, trovare il coniglio nel cappello che ci fa risolvere, perché tra l'altro tutto diventa molto più veloce e molto più quantitativamente abbondante, e sarà sempre di più, perché diciamo quella statistica che comincia a girare tranquillamente, 2070 gli abitanti dell'Europa saranno il 4% dell'umanità, quelli dell'Africa il 32%, 8-1. Quindi aumenterà. Allora, dobbiamo cominciare a guardare la cosa, diciamo, fuori dalla politica. L'abbiamo detto anche prima, scadenze elettorali, lo vediamo in questi giorni in un modo che per me veramente stiamo sfruttando. Abbiamo trovato un osso e quindi ci mettiamo ancora a morderlo, no? Per avere, in modi che tra l'altro io faccio fatica anche a capirlo, proprio in una logica, ma forse di politica non ne capisco niente. Dobbiamo quindi cominciare a parlare di umanità, di storia, di antropologia, se vogliamo capirci qualcosa, di iniziare dei processi che arriveranno forse 30, 40, 50 anni fra questi anni, che non sono cose di adesso. Ma se non iniziamo, quando è che ci arriveremo? Mai. Allora, la storia ci dice chiaramente, l'Africa, Papa l'altro giorno ha fatto un discorso molto bello, tra l'altro noi comboniani ne siamo anche fieri, perché tutto quello che ha detto l'ha detto in nome di San Daniele Comboni. L'Africa tanto amata da Comboni in questo momento è affossata, questa parola affossata, e allora chiaramente schiavitù, l'ho già detto altre volte, io ho vissuto per tanti anni sulla costa degli schiavi, in mezzo ai discendenti di queste famiglie impoverite di forze fisiche, forze intellettuali, che sono quelle poi che costruiscono un paese. Certo. Poi è arrivato il colonialismo, il neocolonialismo, il saccheggio delle materie prime che continua ancora. Allora l'Europa, gli stati industrializzati, crescono anche economicamente perché trasformano le materie prime. L'Africa non può trasformare le materie prime. E vendere trasformate e guadagnare. Quindi vengono prese, trasformate e rivendute. Io faccio quell'esempio un po' classico, un po' così puerile. Tu compri una balla di cotone, era uno dei bei prodotti del Benin dove ho vissuto una decina d'anni, e poi con 10 magliette ti paghi quella balla di cotone, insomma, che vendi. Per cui, ma è così per tutto. Certo. Evidentemente questo può essere fatto ancora perché, un altro bel proverbio del Togo, se lo straniero conosce la porta di sicurezza che è dietro la casa, è perché uno della casa gliel'ha detto: guarda che è là che si scappa. Quindi gli stati dittatoriali, mantenuti chiaramente da altri stati stranieri forti, democratici e cristiani quasi. Certo. Ecco, quindi queste cose, è inutile che siamo qui a raccontare adesso dei fatti ben precisi, no? Perché però questo continua ancora oggi. Quindi l'Africa è ancora affossata sempre di più. Dire che
uno non può migrare, non può essere migrante economico? Cosa vuol dire? Guardiamo la nostra storia. Ecco, allora, ripeto, noi dovremmo conoscere molto di più la storia, però mi sembra che non ci sia la volontà di farlo, perché questo fenomeno della migrazione rende sicuramente in voti, rende in soldi, rende in potere. E allora ci chiediamo perché partono. Voi sapete che da 4 mesi c'è una guerra nel Sudan e anche a Padova ci sono dei ragazzi che sono partiti da Khartoum. Quando io li ho trovati dico: ah, Sudan, con Boni College, dico: ah, certo, dice la scuola di Khartoum. Sono qui a Padova. Perché sono scappati? Sì. Dopo l'abbiamo già parlato l'altra volta di cosa, perché ci sono queste guerre, questa fascia di colpi di Stato nel Sahel, nel Sub-Sahara, ecco, quindi scappano perché cercano meglio. Certo, ma soprattutto c'è una cosa, che la nostra democrazia è sostenuta dalle dittature, perché a noi le dittature fanno comodo, perché possiamo andare a rubare dove vogliamo e non pagare, perché basterebbe solo che le materie prime le pagassimo per il prezzo reale che hanno in quotazione di borsa. Però posso Prego. solo fare un inciso su quanto Sì. poco fa detto il padre Comboniano, che condivido, anche sulla parte che riguarda, anche, insomma, ho usato l'avverbio che convintamente, anche sulla parte che riguarda il nostro Papa, che sicuramente è scomodo in molte però, lo dico da cristiano non praticante con tanti peccati, però mi piacerebbe che per esempio in talune circostanze fosse più esplicito, e cioè per esempio mi domando se è vero come è vero che l'Africa è sfruttata, continua ad essere sfruttata, e una delle potenze che si è affermata è la Cina, per esempio, in questi anni. Come mai, per esempio, non vi è un jet d'accuse chiaro e tondo con nomi e cognomi? Forse che poi dopo la ragione di Stato o le ragioni diplomatiche impongono prudenza, perché abbiamo una comunità cristiana in Cina che è pseudo perseguitata o comunque tenuta sotto il giogo di una dittatura o di uno Stato totalitario che utilizza dei sistemi poco gradevoli. Allora, questa prudenza, finisco, questa prudenza che gliela riconosco e capisco le ragioni, però fa il paio con tante altre prudenze. Mi scusi, la invito alla prossima trasmissione, perché parleremo proprio della Cina e di questo tipo di Cina. Perché è meglio guardare il palo che abbiamo negli occhi piuttosto che lo stuzzicadente o la pagliuzza negli occhi degli altri. Noi se ci fossimo comportati, non dico che i cinesi siano santi, dico soltanto che se noi nei secoli scorsi ci fossimo comportati minimamente come si stanno comportando i cinesi adesso, che fanno prodomo loro, non sono generosi, l'Africa non sarebbe quella che è oggi, perché noi siamo andati coi cannoni, siamo andati a estirpare gli Zulu, li abbiamo estinti. Professore, lei mi scusi, no, ma finisco. Per cui io sento sempre questo ritornello, ma la Cina, la Cina viene qui, ma noi è venuta coi cannoni. Noi siamo andati coi cannoni, e ne parleremo la prossima settimana, forse è peggio però, a imporre l'oppio, la droga. Oggi abbiamo gli spacciatori sotto banco che portano a casa gli euro, no? Lì siamo andati coi cannoni a tonnellate a imporre la droga, e quando i boxer si sono ribellati perché era un'etnia che era, dal punto di vista morale, voleva difendere la propria terra e le proprie persone, noi siamo andati in ben 8, è stata, e non dicono, questo non lo dicono gli storici, i storici sono sempre un pochettino più indietro, 8 nazioni di tutto il mondo: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Italia, Germania, Austria, non mi ricordo se c'era la Russia, contro la Cina, e la Cina era lì, non faceva mica niente, non ha mosso un dito, ha detto la droga non la vogliamo più, no? Cosa che vorremmo anche noi, giusto? Ecco.
Allora, se noi raccontassimo la storia, la nostra storia, i danni che noi abbiamo fatto solo in Cina, non in Africa, meglio non parlarne, ma la Cina ha un particolare, che la Cina ha memoria. I popoli africani purtroppo non hanno quella tradizione di memoria che abbiamo noi e quindi certi massacri non se ne parla nemmeno. Il signor Churchill sulla sua coscienza, ma sarà sicuramente in paradiso, aveva almeno 30 milioni di morti di fame in India durante l'ultima guerra mondiale perché dovevano portare il grano qui e non dovevano lasciarlo mangiare. Prego. Direttore, tanto per il Papa è stato in Congo e Sud Sudan ultimamente. Cosa i nostri mezzi di comunicazione hanno detto di questo viaggio? Niente. Poco. Niente. Sì, certo. Quando leggiamo i loro discorsi, e qui ne abbiamo trattato, Sì. caro mio, nomi e cognomi li ha fatti e come. Addirittura ha anche ripreso il cardinale di Kinshasa perché non parla abbastanza chiaramente. Fa piacere. Ecco. Seconda cosa, l'Africa non ha memoria? Lo sai che stanno richiedendo i danni per la schiavitù? Ma per fortuna. Stanno richiedendo i danni economicamente della schiavitù. Ma l'America cosa ha fatto? E continueranno a chiederli, Cosa ha fatto l'America? Ha comprato un pezzo di Africa, no? E ha rimandato gli schiavi, li ha rimandati perché non ne aveva più bisogno, li ha rimandati in Africa, mi pare che sia il Niger. La Liberia. Iberia. La Iberia hanno riportato lì gli schiavi che ne rompevano le scatole perché non servivano più, erano un peso, li hanno riportati in Africa. È una doppia deportazione, ma senza aiutarli, senza sostenerli, perché le democrazie se no crollano. Ma adesso entriamo nel primo contributo, se no facciamo tardi. Migranti, nulla è cambiato. La storia insegna, ma l'uomo non impara, dice il detto, e non vale solo per quanto accaduto in tempi lontani, ma possiamo dire anche per fatti più recenti che evidentemente non si ricordano. La questione della migrazione ne è l'esempio. Non solo si fa finta di non sapere quello che abbiamo fatto e stiamo facendo tuttora in Africa, dove l'Occidente depreda le ricchezze degli africani sfruttandoli in modo inumano, ma dimentichiamo anche quanto è stato pianificato negli anni passati per cercare di accogliere e integrare queste persone con risultati a dir poco fallimentari. E mentre il Papa 10 anni fa diceva proprio da Lampedusa venite e vi accoglieremo, oggi i migranti si trovano le porte chiuse in faccia dal duo Meloni-von der Leyen in passerella qualche giorno fa, proprio nel porto dell'isola. Cosa sono andate a fare? A guardare in faccia le migliaia di disperati che arrivano sulle nostre coste? E così cosa si poteva fare se non riproporre quanto già fatto anni fa? L'organizzazione che proponiamo oggi per quella che chiamiamo accoglienza risale ormai a 25 anni fa, al 1998. Abbiamo i centri per il rimpatrio, che sono 9, quelli di permanenza temporanea. È un sistema costosissimo, fallimentare, inumano, ma che ha permesso ad alcuni di arricchirsi sulla pelle dei migranti e con i soldi dello Stato. Un sistema colabrodo che non ha portato all'integrazione dei migranti che sono finiti schiavizzati nei campi di pomodori e che ci è costato una fortuna. Un esempio banale è quello dei rimpatri. Sono 9 i centri adibiti alla funzione, in grado di ospitare 1105 persone, ma che oggi ne ospitano la metà. Negli ultimi 7 anni hanno accolto 33.252 migranti da rimpatriare, di cui però solo 15.938 sono state rimandate indietro, poco più di 2.200 all'anno. La Corte dei Conti ha calcolato che nel triennio 2018-2020 l'Italia ha speso 27 milioni e mezzo di euro per i rimpatri, 2.500 euro a migrante. Da tenere presente poi che per i rimpatri servono accordi con i paesi di origine. Il ministro degli esteri italiani incontrerà gli ambasciatori delle nazioni più rappresentate tra gli immigrati per spingerli a riaccoglierli. Al momento in testa c'è la Guinea con 15.138 sbarcati, seguita dalla Costa d'Avorio con 14.282, la Tunisia con 11.694, l'Egitto con 8.422.
tutta l'impalcatura repressiva del governo si poggia sul presupposto di avere accordi di riammissione con i paesi di provenienza, che ad oggi ci sono solo con Tunisia, Albania ed Egitto. Ma sappiamo poi che gli accordi spesso non vengono rispettati. Basti pensare alla Tunisia, che malgrado il memorandum firmato nel mese di luglio continua a essere il principale punto di partenza dall'Africa verso l'Europa. L'accordo doveva bloccare le partenze dalla costa africana, è stato di fatto congelato da Tunisi perché l'erogazione senza condizioni di 150 milioni di euro come previsto non è ancora avvenuta. Infine ci sono altri 900 milioni che il Fondo Monetario Internazionale deve garantire con un programma di riforme annesso di cui per ora non si vede nemmeno l'ombra. Per questo oggi Tunisi vuole far saltare l'accordo. Il tutto mentre la gente continua a morire in mare e in terraferma per una questione di soldi, ma questo non ha nessuna importanza. Ecco, questo fenomeno è reversibile, cioè, oppure ci troviamo in un momento in cui non abbiamo una possibilità di invertire la rotta, perché tutti cercano di bloccare, ed questa è una valanga che sta arrivando, ma non basta bloccare la valanga, bisogna bloccare anche le successive, e quindi è possibile, prego. I riferimenti storici che ho fatto prima non devono sicuramente essere giudicati con gli occhi di oggi. Il mio ragionamento era riferito a come il mondo, attraverso l'azione umana e delle istituzioni, ha cambiato e ha influito. Allora, per rispondere alla sua domanda, nei momenti storici dove uomini coraggiosi di livello superiore hanno voluto cambiare la storia, l'hanno fatta. Se Churchill è diventato Churchill, l'ha fatto non perché prometteva cose, ma perché prometteva agli altri impegno. Esempio, il generale Eisenhower, uomo di destra, diventato Presidente della Repubblica, è quello che ha deciso di modificare le regole sull'immigrazione e di ampliarla, perché aveva capito delle cose. Allora, in certi momenti le istituzioni si sono cambiate per iniziative di uomini, ad esempio la Convenzione di Ginevra, che cambiava completamente le regole, gli status e i profili delle persone. Se non costruiamo una nuova cornice istituzionale internazionale ove si pongano dei nuovi paletti che facciano il conto dei cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi 50 anni, che sono epocali. All'interno, ad esempio, del cambiamento dello status di rifugiato, del diritto di asilo, ogni condizione potrebbe ricreare uno scenario ove altre persone, abbiamo citato prima il Papa, io ho partecipato, e lei citava la Germania prima, per esperienza al summit dei sindaci europei per la gestione migratoria. Lì uomini, sindaci, politici hanno creato con mezzi adeguati ma non spropositato una organizzazione. Lei citava la Germania, è ancora più particolare la loro azione, perché il sindaco di Lipsia non faceva le stesse cose del sindaco di Friburgo, perché il sindaco di Friburgo, per fare accoglienza, doveva assumere persone per gestire i volontari. Invece dall'altra parte a Lipsia, se concedo qualcosa ai nuovi arrivati, devo ovviamente dare un occhio anche ai miei residenti, costruisco di qua e costruisco di là. Dunque le azioni ci sono, e sono quelle in cui le persone si incontrano. Creiamo le condizioni di incontro all'interno di una cornice generale fatta di uomini di Stato e non solo, ma anche semplici sindaci, perché i risultati si ottengono. Com'è possibile che sono stato io l'unico a portare
a un summit la proposta della cooperazione decentrata, in cui per arrivare a dei cambiamenti socio-economici degli stati si pensava a degli accordi stretti tra regioni, non tra l'Europa. La regione Veneto, che da un punto di vista produttivo sa trasformare le materie prime, potrebbe creare sicuramente in qualche luogo dell'Africa delle situazioni dove ci sono le materie prime e reinvestire le royalty, aumentare la produttività della nostra industria, formare persone nel luogo, aumentare i livelli dei salari che sono minimissimi, e a quel punto lì abbiamo raggiunto lo scopo. La stanzialità dei popoli, perché stanno bene dove sono, e a quel punto lì c'è un incontro, però servono uomini coraggiosi, uomini capaci, uomini che vogliono costruire la storia, non che si rifiutano i confronti in campagna elettorale solo perché non sanno cosa dire. Io la politica l'ho conosciuta tutta, i partiti li ho conosciuti e mi sono vergognato di appartenere a questa nazione. Grazie a Dio ho conosciuto 4-5 mila richiedenti asilo, perché quello che ha fatto la politica a Cona è vergognoso. E io spero che nascano persone che abbiano una copertura elettorale sufficiente per portare avanti disegni risolutivi in cui effettivamente lo scopo si può raggiungere. Montresor, mi sembra una cioè, proposta più che cristiana. Allora, sì, no, è vero. Prima fuori ci scambiavamo un una po'. radice molto a un certo profonda. momento io ho detto, dico una parola che dicendola così forse, fraternità. Non è un migrante, è mio fratello. Non è una donna migrante, una bambina migrante, è una mia sorella. La fraternità. Ma non solo, ma come dice San Paolo, se uno è senza il mantello, io taglio metà del mio e glielo do, giusto? Però questo mi hai già risposto altre volte, ma tu vuoi cambiare il mondo. Questa per cui, torniamo sul Papa, allora, tutto è collegato, quindi la creazione, quindi Laudato Si, poi la Fratelli Tutti, che è una Costituzione dove le relazioni tra le persone sono di rispetto, di crescita reciproca, non di violenza, di confronto, di vittoria o di sconfitta, non di accuse, ma di crescere insieme. Però questo io non vedo che c'è una ricerca, anzi vedo che nei dibattiti si tende a distruggere l'altro, a ricordargli tutte le sue fragilità del passato, no? Stiamo facendo, ma cosa avete fatto voi per la migrazione? Ma cosa avete fatto voi? Questo è così perché... No, se vogliamo guardare in avanti troveremo una soluzione. Guardando indietro continuiamo ad offenderci, a rivangare le normali fragilità che ci sono, i normali sbagli che ci sono, e restiamo bloccati. E dopo che la voce più forte grida di più, e poi chi è più spaventato cercherà una sicurezza, per cui noi vediamo che di fronte a discorsi qualche volta veramente che io non riesco neanche a capire come uno possa fare, trova consenso. E quindi siamo in un momento veramente di crisi morale, di crisi di valori. Posso dire per cui la che fraternità per me è la strada per risolvere un po' queste cose. Che la maggior parte dei nostri telespettatori la pensa esattamente come lei. Certo, sono convintissimo. Ecco, e perché i politici non vanno nella direzione giusta, evidentemente c'è una forma di cecità non potete servire legata Dio il denaro all'economia e allo sfruttamento. Balestriero, una rapida conclusione su questo. Ho ascoltato con molto interesse chi mi ha preceduto e concordo su moltissime delle cose che sono state dette. Per esempio un autorevole nostro rappresentante, il Presidente della Repubblica, ieri ha detto che per esempio stiamo parlando di norme, regole sulla migrazione che sono preistoria. Credo che mai
abbia proferito parole proprio Mattarella, che è prudentissimo, così come tra l'altro è il ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica, tanto quanto per esempio lo può essere e può informare la prudenza il parlare, l'eloquio del nostro Santo Padre. Però se dicono loro queste cose, per esempio Mattarella, sono d'accordo, non posso che essere d'accordo anch'io su per esempio il fatto che manchi una visione, manchi la capacità di trovare un nuovo paradigma, diciamo così, perché se ne sente assolutamente la necessità, proprio per tutte le cose che stiamo dicendo, no? Certo. E cioè per tutte quelle necessità che poi sulla base delle varie esperienze, chi amministrative, chi per vocazione, chi per lavoro perché rappresenta le istituzioni, ha affrontato, ha toccato con mano, mettendo le mani nella carne viva. Non dimentichiamoci tuttavia, perché l'esortazione alla fraternità, l'esortazione ad una nuova visione non può, secondo me, non tener conto anche di aspetti che sono quelli di cui parlava prima, cioè per esempio la gente del posto, la nostra economia, i limiti delle risorse che abbiamo a disposizione, cioè chi amministra, chi avrà la capacità di avere questa visione dovrà mettere insieme delle cose che sono apparentemente talvolta anche inconciliabili, no? Cioè le disponibilità economiche, la possibilità che ci sia un mercato del lavoro che effettivamente dia dignità a chi vuole venire qui, non solo perché è perseguitato per motivi politici, razziali, sessuali, eccetera, ma anche perché per esempio vuole una chance economica. Certo. Per esempio l'aumento il dar corso, dopo che erano stati bloccati, ai flussi migratori, ma non perché voglia spezzare una lancia in favore di questo governo alto, ma semplicemente perché constato che questa è una strada su cui che va battuta. Certo. Ma questa strada, quando va battuta, cioè una strada nella quale l'accoglienza sia un'accoglienza vera, seria, che rispetti la dignità e dia veramente un'opportunità, un po' come lo era, mi ricordo quando ero più giovane, quando sentivo parlare di qualche amico che diceva vado in America perché, anche ai miei tempi, stiamo parlando degli anni 70, voglio dire, vado in America perché è il paese delle opportunità. Ecco, una fraternità diffusa in tutto il nostro pianeta dovrebbe essere il mondo delle opportunità, ma opportunità significa da una parte l'impegno di chi ci va e dall'altra anche di chi deve, ricevendo e facendo accoglienza, dare dignità. Ora, non è facile, non sarà facile per nessuno che si voglia, come dire, approcciare a questa grande sfida epocale, riuscire a trovare il passaggio, il pertugio attraverso cui passare per riuscire a mettere insieme da una parte la fraternità, da una parte una visione politica che coniughi insieme nuovi modelli e nello stesso tempo faccia salve quelle che sono le nostre garanzie, perché ripeto, quando ci sono fenomeni come quelli dello sfruttamento, scusatemi, uso questa parola forse troppo forte, del nostro sistema pensionistico da parte di soggetti che non hanno contribuito è chiaro che qualcuno ci deve mettere in questa visione bisogna che qualcuno ci metta le mani, mi auguro, perché è chiaro che il cittadino medio si risente di che cosa? Di una situazione nella quale ha partecipato ad alimentare questo sistema, ne riceve spesso e volentieri degli spiccioli, perché le nostre pensioni minime sono, e vede che qualcun altro approfitta bellamente di questa situazione. Questo non fa il bene del nostro sistema di immigrazione, ma lo avvelena, perché è chiaro che poi dopo la massa, diciamo così, ragiona con la pancia, può ragionare con la pancia e di fronte a questi fenomeni è chiaro che si fa abbagliare, ma sì, rimangono fenomeni però, che vanno governati però. Certo, è uno dei tanti fenomeni, non è solo questo. Certo. Diciamo che le multinazionali che sfruttano l'Africa o gli altri paesi, se pagassero le tasse nel paese in cui hanno e dove vanno a vendere la materia prima a prezzi folli, avendola rubata in Africa, saremo molto più ricchi. È chiaro che ci vuole sempre di più un regolamento a livello planetario. I singoli stati che hanno le loro leggi e i loro statuti vanno bene, però naturalmente più denaro c'è e più sfugge dalle singole nazioni e ci sono le banche a livello mondiale che sono quelle che comandano gli stati poi di fatto. Grazie
del vostro intervento. Non ci fermeremo qui, quindi vi chiederemo ospitalità ancora più avanti, perché credo che il fenomeno è in fase di evoluzione naturalmente speriamo in senso positivo. Certo, grazie ad Alberto Panfiglio per essere stato con noi, a Fabio Ballestriero e a Gaetano Montresor, grazie del vostro contributo. Sicuramente torneremo, perché la questione è solo purtroppo all'inizio, seppur il problema sia ormai presente da tanti anni. Bene, adesso noi andiamo in pubblicità, ma torniamo subito e affronteremo un altro tema in particolare che è quello del gas. Abbiamo chiuso i rubinetti dei gasdotti che arrivano dalla Russia, però il gas russo continua ad arrivare in Europa. Come fa? Arriva attraverso le navi e vanno a finire in Spagna, ma ne parliamo tra poco.